Allarme furti in abitazione a Mussolente, torna in azione quello che nei mesi scorsi era stato battezzato il ladro ninja. Abiti total black, con tanto di cappuccio, aveva compiuto decine di colpi nell'area della Pedemontana ed era sparito da qualche tempo. Ora è sceso a Mussolente, colpendo soprattutto nella zona a nord del comune. La metodologia è sempre la solita, quindi il buco sulla finestra, questo gira in bici con uno zainetto e quindi è da fare molta attenzione anche durante il giorno, perché molto probabilmente questo ladro seriale si cerca, diciamo così, la preda, quindi la casa, durante la giornata. Sui social è subito scattato l'alert con tanto di immagini della modalità d'azione del ladro seriale divulgate da alcune delle sue vittime. Il sindaco dal suo canto è in stretto contatto con i carabinieri e invita la cittadinanza a chiamare le forze dell'ordine. Bisogna che la gente collabori con i carabinieri, carabinieri e altre forze di polizia evidentemente, al fine di riuscire a dare i giusti dettagli di quello che può essere anche una cosa diversa da quello che normalmente nella quotidianità succede. Per chi è dotato di sistema di videosorveglianza, poi, E il consiglio è quello di tenerle aperte evidentemente anche tutta quanta la notte e di ritagliare quei frame che servono anche alle forze dell'ordine per incastrare questo delinquente, perché lo chiamiamo col proprio nome, che sta creando paura in tutta la zona. Probabilmente alle ore contate gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio su questo.